Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli che apriamo oggi con la cronaca, un incidente mortale purtroppo avvenuto nella notte a Fiumicello, a perdere la vita una cinquantenne, la donna secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo dell'auto terminando la sua corsa fuori strada contro un palo della luce, fatale l'impatto. Il fatto è accaduto in via Levata, alcuni passanti hanno lanciato l'allarme tramite il 112, sul posto oltre al personale sanitario e vigili del fuoco di Cervignano che si sono fatti carico della messa in sicurezza e le forze dell'ordine per tutti i rilievi, purtroppo per la donna al momento dei soccorsi non c'era già più nulla da fare. E ora la pagina dell'economia con l'allarme lanciato da Confartigianato, a rischio migliaia di imprese del settore edilizio dopo che il governo ha deciso di ridurre una sola volta la cessione di credito per quanto riguarda il super bonus, rischio di blocco dei lavori per molte famiglie. Sentiamo il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti. Lanciamo questo allarme perché con questa misura introdotta nel decreto sostegni mettono in difficoltà sia le famiglie sia le imprese, perché la non cedibilità del credito d'imposta mette in difficoltà sia i fornitori che le famiglie che gli esecutori. Noi crediamo che il governo con questa misura voglia dire fine a questa misura, che è una misura intelligente che andava nella direzione anche richiestaci dell'Europa di rigenerare tutto il nostro patrimonio edilizio, in particolare quello residenziale, e in questa misura ci troveremo all'appuntamento fra 6 anni senza aver potuto portare avanti il processo di rigenerazione. Questo processo di rigenerazione del nostro patrimonio era anche un modo per rispondere, diventare un paese più green, meno energivoro e meno inquinatore. Cosa chiedete a questo punto? Che si ritorni allo status precedente? Ma io credo che il governo debba ragionare un momento e ripristinare lo status precedente per consentire a quelli che hanno in corso di poter onorare i loro impegni. Poi su questa misura sedersi a tavolino, fare un percorso pluriennale in modo che tutte le difficoltà che sono nel frattempo intervenute, come l'esplosione dei prezzi delle materie prime e la mancanza di manodopera, possono così in qualche modo essere devolute nel tempo. E nel frattempo i costi alle stelle, la mancanza delle materie prime causano per 4 giorni lo stop allo stabilimento di Porcia dell'Electrolux. Ci dice tutto Alberto Commisso. Mancano le forniture e lo stabilimento Electrolux di Porcia si ferma. Per il gruppo svedese il 2022 si è aperto con alcuni dei problemi che già erano stati riscontrati l'anno scorso: costo delle materie prime alle stelle e soprattutto ritardi nella consegna dei materiali per realizzare lavatrici e lavasciuga di fascia medio-alta. Impossibile pertanto proseguire con la produzione se all'appello mancano i vari componenti come le schede elettroniche. L'azienda ha quindi comunicato ai dipendenti del più grosso stabilimento del gruppo in Italia 4 giorni di stop, situazione obbligatoria a Porcia, mentre nello stabilimento di Susegana, dove vengono prodotti frigoriferi, al momento non è previsto alcun blocco. La pandemia da Covid-19 continua sì a costituire un problema sanitario, ma anche economico. I prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle e, mancando manodopera, molte delle componenti elettroniche si fanno fatica a trovare. Riflessi dannosi per Electrolux, che per quanto riguarda il 2021 ha dovuto fare i conti con un utile diminuito del 29% rispetto all'anno prima. Passiamo all'emergenza sanitaria. Omicron si conferma la variante ormai predominante, ma gli specialisti a questo punto parlano anche di luce in fondo al tunnel. È atteso per questo fine settimana, all'inizio della prossima, il picco. La variante Omicron è diventata di gran lunga dominante in Friuli Venezia Giulia, con una prevalenza, secondo il sequenziamento effettuato dai laboratori della struttura complessa di igiene e sanità pubblica dell'ospedale maggiore di Trieste, del 90%. Il periodo di riferimento è quello delle 6 settimane comprese tra il 13 dicembre e il 23 gennaio. Omicron si attesta all'89% a Gorizia, al 98% a Pordenone, al 95% a Trieste e al 90% a Udine. Una variante che, secondo il professor Pierlanfranco D'Agaro, direttore del laboratorio che si sta occupando del sequenziamento, è meno aggressiva della Delta. Questa variante Omicron, se si conferma anche nelle valutazioni che si stanno facendo a livello di reparti ospedalieri, è meno
impattante rispetto alla variante Delta. Presupposti questi che fanno ben sperare per il futuro. Si può parlare di luce in fondo al tunnel, cioè questa diminuzione dell'incidenza che si comincia a registrare un po' dappertutto a livello nazionale potrebbe preludere a una possibile normalizzazione nella primavera. Buone notizie arrivano dalla Regione, dove la Giunta ieri ha varato una decisione che prevede l'alleggerimento del costo dei tamponi. Sentiamo tutto con Andrea Pierini. Tamponi antigenici gratuiti nelle farmacie e nelle strutture private convenzionate ed estensione della compartecipazione regionale al costo dei tamponi antigenici per i bambini al di sotto dei 12 anni che a breve avranno un prezzo di 5 euro. Questo è l'intervento principale deciso dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che l'obiettivo è di alleggerire le pressioni sulle aziende sanitarie. I tamponi gratuiti verranno fatti però con ricetta medica e serviranno per la fine isolamento, fine quarantena e tracciamento scolastico. Il secondo intervento dell'esecutivo, guidato da Massimiliano Fedriga, riguarda l'elenco dei codici Ateco riferiti a 2 distinti avvisi con cui saranno ristorate le imprese del settore turismo per oltre 14 milioni di euro complessivi di fondi statali. Abbiamo deciso, ha spiegato l'assessore Sergio Emilio Bini, di destinare le risorse che lo Stato ha assegnato al Friuli Venezia Giulia alle imprese localizzate nei comprensori sciistici a cui è venuta a mancare completamente la stagione 2021. L'altra partita riguarda la filiera del wedding e degli eventi, il settore dei viaggi, inclusi i trasporti con autobus turistici, le agenzie di viaggio ed infine i parchi, i giardini e le riserve naturali. Torniamo in cronaca, una buona notizia: è stato dato in salvo in serata l'escursionista di 33 anni caduto in una forra nel pomeriggio a Resia. Dopo che l'elicottero ha dovuto desistere per l'oscurità, i soccorritori del soccorso alpino della stazione di Moggio Udinese, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco hanno continuato a cercare e infine hanno raggiunto il ferito. Da quanto si è appreso, l'uomo, che si trovava sempre insieme a un connazionale, l'uomo è ucraino, che aveva lanciato l'allarme, voleva fare un giro ad anello seguendo le indicazioni di una traccia GPS scaricata da internet, ritenendolo un percorso semplice. I due non erano attrezzati dal punto di vista dell'abbigliamento né avevano con loro materiale tecnico. La scivolata nella forra è avvenuta a causa del terreno ghiacciato. Parliamo ora di degrado e disagio giovanile. A Pordenone, nel quartiere di Rorai, è attivata una task force per arginare il fenomeno. Una task force per monitorare la situazione di disagio che i residenti segnalano nel quadrilatero di abitazioni Ater di Rorai Grande, in via Aprilia, via Pontinia, via Latina e via Sabaudia. È costituita da polizia locale e dagli operatori del centro di aggregazione giovanile, che avranno il compito di monitorare la situazione ed eventualmente controllare le intemperanze di alcuni minorenni già segnalati. Il sindaco Ciriani tuttavia non accetta che quella zona della città venga paragonata ad un ghetto. Noi aumenteremo ulteriormente i nostri interventi, offrendo ai ragazzi varie opportunità, sia per i disagiati ma anche per le migliaia di ragazzi che non creano disagio e che hanno diritto ad avere delle opportunità in città in termini di formazione e anche di tempo libero. Dopodiché ci confronteremo con l'opposizione, che però deve essere realistica, cioè dipingere, ripeto, una realtà che non esiste solamente per speculare qualche voto, francamente è un terreno su cui non mi confronto. Mi confronto molto di più in termini di quante persone hanno chiamato la polizia, i vigili, quante persone hanno chiamato mail o chiamato il comune per denunciare un disagio. Situazione a Pordenone sul fronte della sicurezza monitorata e sotto controllo. Dobbiamo, secondo me, prima di poter dare un giudizio, aspettare che la pandemia allenti la mossa. Da parte nostra, però, ripeto, finanziamenti, risorse, progetti non mancheranno e non sono neanche mai mancati. Però è impossibile paragonare Pordenone rispetto a delle città come Milano, con quello che è capitato, o a Nichelino, che non è propriamente che vicino a Torino, dove bande di ragazzi sedicenni si incontrano per darsi un sacco di botte. Insomma, grazie a Dio, da noi la situazione è sotto controllo, monitorata, tanto sul punto di vista repressivo con la polizia, le forze dell'ordine, tanto dal punto di vista preventivo con i nostri servizi sociali. 9 pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti poliziotti udinesi morti nei campi di concentramento nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Oggi la presentazione della mostra a Palazzo Morpurgo a Udine. Sentiamo il sindaco Fontanini e il questore di Udine. La storia che si è svolta qui nella città di Udine tanti anni fa, insomma, no? Quando questi 9 poliziotti furono prelevati e portati in campo di concentramento e morirono in campo di concentramento. E quindi queste pietre d'inciampo, che sono la testimonianza di chi
ha patito questi drammi, questa volta riguardano anche la Polizia di Stato, per quello è una cosa molto originale anche, ma soprattutto importante per ricordare nella giornata della memoria questo terribile fatto di storia. È un'occasione per non dimenticare, sono passati tanti anni, rimangono pochi superstiti, però a noi ci tocca questa testimonianza importante da portare avanti per i nostri figli. Sì, la ricostruzione della memoria di questa storia è stata lunga. Il motore di ricerca è stata la legge del 2000 con cui l'Italia ha istituito il giorno della memoria. Negli anni successivi l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Questura e i suoi dirigenti hanno iniziato a recuperare gli atti, a ricostruire questa storia che era caduta come tante altre un po' nell'oblio. Un processo che è arrivato al compimento 15 anni dopo, però è un'ulteriore pietra in questo percorso di ricostruzione della memoria. Chiudiamo andando a Fusine perché fioccano le segnalazioni alla Polizia Locale di Tarvisio da parte di turisti, anche di famiglie con bambini che camminano sui laghi ghiacciati mettendo in pericolo la propria vita. Un'ordinanza sanziona queste pericolose passeggiate con multe fino a 500 euro. Servizio. Ancora segnalazioni di persone che pattinano o camminano sui laghi ghiacciati nel Tarvisiano. L'allarme è stato lanciato dalla polizia locale che anche quest'anno ha ricevuto diverse segnalazioni di turisti, in alcuni casi anche di famiglie con bambini, che si avventurano sugli specchi d'acqua congelati, sul superiore e sull'inferiore di Fusine e soprattutto su quello di Raibl a Cave del Predil. Il pericolo è altissimo, specialmente in questi giorni di bel tempo, per l'instabilità delle lastre di ghiaccio. Gli agenti della locale del Tarvisiano monitorano costantemente le sponde per evitare l'accesso ai laghi da parte di persone che potrebbero precipitare all'interno dell'acqua ghiacciata ed essere recuperate con enormi difficoltà. Con un'ordinanza sindacale della locale emessa la scorsa stagione fredda e mai decaduta, pattinare o camminare sui laghi ghiacciati è vietato. Chi dovesse essere sorpreso a farlo rischia una sanzione che va da 25 a 500 euro. Non ci sono altre notizie, ci vediamo questa sera alle ore 19 sempre con il notiziario di Telefriuli. Buon pranzo a tutti.